Pizze dall'altro mondo, un'esperienza che ha già qualche anno sulle spalle, che ha già portato molti risultati e che nell'ambito della visita pastorale verrà presentata anche proprio concretamente al Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. Allora, raccontiamo quando è nata questa esperienza. È nata 4-5 anni fa, direi, e così da un'idea di fare una cosa bella, concreta e che coi ragazzi e che sia anche un po' costante, ecco, e che i ragazzi si possano prendere qualche piccola responsabilità e farli un po' così anche crescere in queste piccole responsabilità. Ma l'idea della pizza proprio da chi è partita? È nata così un po' direi mia moglie, no, così vedendo che era una cosa che si poteva fare con i ragazzi, dandogli anche un po' di... All'inizio magari le pizze erano un po' più scotte, un po' più bruciate, ma poi anche siamo diventati bravi, sono diventati bravi, ecco. Il ricavato del vostro lavoro dove va? Il ricavato va per metà ad aiutare una coppia di nostri amici che hanno vissuto qua nella nostra parrocchia, che vivono a Lima in una missione dell'Operazione Motorosso, e l'altra metà aiuta invece una missione del Movimento dei Focolari che è a Manne in Costa d'Avorio, dove c'è una ragazza, Veronica, della nostra parrocchia che va una volta all'anno ed è stato anche un periodo lungo. Questa cosa che frutti ha portato secondo te guardando i tuoi ragazzi? mm, di creare un gruppo che comunque un po' è rimasto unito anche per questa cosa costante, di prendersi qualche responsabilità e, e così magari anche di poter poi sognare qualcosa di più grande, magari da fare insieme, così.